Sulla prossima festa dei lavoratori del 1° maggio interviene oggi il segretario provinciale della UIL di Agrigento, Gero Acquisto, affermando come la festa dei lavoratori, ma è allarme disoccupazione. Agrigento, fanalino di coda anche su questo versante. È del 19,3% il tasso di disoccupazione secondo i dati ufficiali dell'Istat per la popolazione agrigentina, che va dai 15 ai 64 anni, di cui il 21,6% sono donne. Questi dati si traducono, afferma Gero Acquisto della UIL, in quasi 90.000 disoccupati in provincia, senza tenere conto di quelli che sulla carta risultano occupati, ma che in realtà sono costretti a posizioni lavorative precarie e mal pagate. Il segretario della UIL di Agrigento sottolinea inoltre come la situazione negli anni sia sempre peggiorata. Ogni giorno la nostra organizzazione affronta migliaia di vertenze di lavoro. Le problematiche riguardano contratti farlocchi, salari non rispettati, lavoratori che non riescono ad arrivare purtroppo a fine mese. Siamo stanchi, continua Gero Acquisto, dei proclami ed è tempo di dare linfa vitale al nostro territorio, definendo un vero e proprio piano di rilancio. In provincia di Agrigento soffrono sia i disoccupati che gli occupati, per non parlare dei giovani che non sono nulla facenti, per scelta ma per costrizione, e sopravvivono in un territorio in cui non gli assicura un futuro. Io stesso sono padre e quando sento che per questo bisogna avere un futuro, andare via da questa terra, riesco solo a pensare all'immane fallimento della nostra generazione su tutti i livelli. Per cambiare le cose bisogna metterci la faccia, occorrono investimenti per favorire il passaggio generazionale nelle imprese, sostegni per i giovani che si affacciano sul mercato sul lavoro. Vogliamo, continua Acquisto della UIL, una Sicilia a misura di giovani, di donne, di lavoratori e di famiglie, sempre maggiori risposte. Quindi 1° maggio CGIL, CISL e UIL si riuniranno a Potenza, la città simbolo della difficile situazione del Sud, ma anche luogo in cui potrà partire una nuova stagione di rilancio e di crescita. Quest'anno più che mai la UIL di Agrigento sarà presente con una delegazione alla manifestazione del 1° maggio per unirsi all'urlo di protesta.